Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è un dato storico di queste elezioni tedesche, al di là delle preferenze personali e delle paranoie del mainstream. Il dato storico è che più di un quinto degli elettori tedeschi ha votato contro le politiche portate avanti dall'establishment della Germania negli ultimi decenni, il che vuol dire anche che ha votato contro le politiche dell'establishment europeo, visto la posizione dominante che la Germania ha giocato nell'Unione, direi fino all'altro ieri. E sì, perché se questo voto e soprattutto se l'affermazione clamorosa di AfD che raddoppia e oltre i propri voti sono, diciamo, da un punto di vista della cronaca politica, una sonora bocciatura del governo Scholz, ovviamente, da un punto di vista della visione, però va oltre e rappresenta una sonora bocciatura della stagione Merkel, di cui Scholz è stato semplicemente un appendice contingente, diciamo. E sì, perché chi ha votato AfD l'ha fatto anzitutto contro le politiche migratorie masochiste, sostanzialmente le non politiche di non gestione dell'immigrazione della Germania degli ultimi lustri perlomeno. La stagione di Angela Merkel si è connotata per la politica delle porte aperte, è stata appena un filo più lucida, diciamo, della sinistra italiana, che aveva reso proprio l'Italia il campo profughi d'Europa, perché ogni tanto la Merkel si è selezionata i migranti, per esempio nel caso della Siria, eccetera, ma ha fatto mera manutenzione senza cogliere la posta in gioco. La posta in gioco era quel rischio che Oriana Fallaci chiamava Eurabia, e si vede oggi anzitutto in Germania, dove ormai l'attacco al coltello da parte, mi dispiace, sarà islamofoba la cronaca, ma non avviene mai da parte di un tedesco della bassa Sassonia da generazioni, ma nella cronaca sono siriani, afghani, anche seconde generazioni radicalizzate. Insomma, la politica di fondo buonista portata avanti anzitutto da Angela Merkel si è ufficialmente tramutata in un problema di sicurezza nazionale. Chi ha votato FD l'ha fatto poi anche sull'economia. C'è un balzo clamoroso di AfD nei ceti medio-bassi, soprattutto all'est, chiaramente, e quindi contro questa costruzione europea dirigista e burocratica che ha avuto nella stagione Merkel il suo alfiere principale, contro le follie del Green Deal che la Commissione europea a guida della tedesca von der Leyen ha confermato anche recentemente di voler portare avanti, dritti verso il suicidio di un continente e soprattutto della Germania. Ci sono colossi tedeschi dell'automotive come Continental, come Volkswagen, che hanno annunciato programmi di licenziamenti, lacrime e sangue, di dismissione di stabilimenti in patria, addirittura una ferita simbolica proprio, perché chi ha votato AfD l'ha fatto anche in nome della difesa dell'interesse della storia nazionale, che sembrava diventata una parolaccia nell'era Merkel-Scholz delle grandi coalizioni. Ebbene, di fronte a questo scenario ci sono due ipotesi possibili, una di razionalità politica e una invece di reiterazione ideologica. E quella di normalità politica è che il vincitore di queste elezioni, che aritmeticamente è la CDU di Merz, che ha preso un filo meno di quello che le davano i sondaggi, ma è il vincitore acclarato da un punto di vista dei numeri. Poi l'exploit da un punto di vista rispetto al suo progresso l'ha fatto AfD, ma comunque il vincitore è la CDU di Merz, e quindi la razionalità politica imporrebbe un governo tra il centrodestra e la destra, peraltro i due partiti più votati dai tedeschi, attorno a un programma comune, attorno a una compatibilità valoriale che c'è, e sull'immigrazione si è vista. Ricordiamo che la CDU di Merz e AfD hanno già votato al Parlamento una mozione che chiedeva una stretta sull'immigrazione. Merz ha fatto una sterzata palese su questo tema rispetto alla stagione Merkel, ha incansato Scholz sull'insicurezza diffusa ormai che c'è nel paese per questa non gestione dell'immigrazione, ma anche da un punto di vista della CDU
ci sarebbe tutta la convenienza a normalizzare AfD, cioè a coinvolgerla in un progetto di governo, a responsabilizzarla in un progetto di governo, mentre lasciarla fuori a seminare sul malcontento, semplicemente dal 20 la farà arrivare al 30 alle prossime elezioni, ed è proprio questo che invece al 99,9% accadrà in Germania. Cioè la reiterazione ideologica dello schema della grande coalizione, forse solo tra CDU e SPD, che è l'enorme sconfitta di questa tornata, ha inanellato la performance peggiore della sua storia, è stata sonoramente bocciata dagli elettori, ma c'è il dogma ideologico del cordone sanitario nei confronti della destra, e quindi si reitererà questo schema della grande coalizione, che la Merkel aveva sdoganato come prassi proprio di governo, che è esattamente lo schema che ha generato quei fallimenti politici, anche per incompatibilità valoriale spesso tra i due contraenti della grande coalizione, ed è lo schema che ha portato FD al 20%. Quindi è un caso veramente di reiterazione compulsiva di un errore. Eppure andrà in scena questo in Germania, come in Francia sono andati in scena i pateracchi più inverosimili e fragili politicamente, pur di allestire il cordone sanitario rispetto a Marine Le Pen. Cioè i due principali paesi dell'Europa e dell'Unione hanno un problema evidentemente con la democrazia sostanziale e il consenso dei propri elettori, perché da un punto di vista della logica politica in Germania ci dovrebbe essere un governo tra il centrodestra e la destra. Ma a quanto pare la logica politica non ha ancora scalzato l'ideologia sul vecchio continente. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.